Ieri giornata mondiale per la consapevolezza, anche Agrigento in prima linea con iniziative che intendono sensibilizzare al tema. A Raffadali la Domenica delle Palme, tradizione rispettata. Il sindaco di Grotte Provvidenza si ricandida, le ragioni della sua scelta ai microfoni di TVA. Eccellenza, l'Acragas sconfigge l'Enne, ipoteca la promozione, bene anche la Profavara che conquista 3 punti. Serie D, il Licata torna a vincere, basket, la Fortitudo batte Chieti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ieri giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, importante azione di sensibilizzazione sul tema anche ad Agrigento. Vediamo. Oggi giornata mondiale dell'autismo, prigioniero di me stesso, una rappresentazione teatrale qui al Teatro Pirandello. Sì, oggi è questa giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo e quest'anno abbiamo scelto di invitare la cittadinanza, le autorità e le istituzioni alla visione di una rappresentazione teatrale che sarà un po' un viaggio dentro il mondo dell'autismo, dentro la solitudine, oserei dire, del mondo dell'autismo, perché le famiglie è così che ci sentiamo, spaesate al momento della diagnosi, quindi quando ci viene diagnosticato che il nostro figlio ha la sindrome dello spettro autistico e poi anche durante il percorso. Quindi ecco, noi vorremmo che il 2 aprile fosse il 2 aprile ogni giorno, perché così per la vita di una famiglia che vive l'autismo. Noi siamo abituati a lottare, siamo abituati a combattere, ma abbiamo anche la necessità di avere le istituzioni dalla nostra parte. E io sono molto contenta perché dopo la dichiarazione che proprio alla vostra emittente ho rilasciato l'altro giorno, diciamo che abbiamo già avuto una piccola risposta, perché stamattina è comparsa una delibera sul sito dell'ASP con la ripartizione della somma dello 0,3 a cui io mi appellavo, questo 0,3 dei fondi destinati all'autismo, e finalmente si parla di destinarli anche agli adulti. Quindi ecco, penso che questo sia il senso di questa giornata di oggi. Ecco, qual è la situazione in atto un po' in generale, anche da un punto di vista di ricerca medica in merito all'argomento? Diciamo che la ricerca medica ci sono sempre dei lati oscuri relativamente a quali possono essere le cause dell'autismo. Ovviamente io sono la meno titolata. Ci sono dei miglioramenti? Diciamo che i numeri, l'incidenza degli autistici è sempre in aumento. All'interno delle scuole l'1% della popolazione scolastica è con autismo, quindi penso che si debba ancora fare molto. Si è scoperto che una delle terapie validate scientificamente è questo percorso EBA, e in questa delibera a cui le accennavo si parla proprio di dare la possibilità di avere questo tipo di percorso terapeutico anche a carico, diciamo, dello Stato. Sostanzialmente oggi è la giornata della consapevolezza e noi dobbiamo essere tutti attenti e vigili rispetto a questo tema. Quello che oggi dobbiamo cercare di fare e che si sta cercando di fare in un contesto difficile e complicato è quello di fare rete, di mettere tutti insieme associazionismo, terzo settore, enti istituzionali, perché solo attraverso l'unione si può arrivare a quella che oggi è proprio la giornata della consapevolezza, cioè non bisogna stare lontani dall'indifferenza. È un tema difficile, complicato, ma molto incompreso, che le famiglie vivono quotidianamente e giornalmente una difficoltà, e bisogna attivare attraverso le istituzioni, concretamente comune, ASP, soprattutto i distretti sociosanitari, quelle linee di intervento che possano migliorare le capacità e le attività vitali di queste persone. Io sono stata stamattina alla passeggiata alla Valle dei Templi, adesso sono qui per questo momento, credo, di riflessione e anche di conoscenza, perché credo che molti non conoscono veramente questo problema, che è un problema, ahimè, che si sta diffondendo rapidissimamente. Io dico conoscenza e rispetto, e poi bisogna essere concreti in queste cose. Queste persone hanno bisogno di percorsi
dedicati per consentirgli di dare il meglio e di dare il massimo, perché hanno tante capacità, tante potenzialità. Ecco, oggi il Presidente Mattarella ha parlato di normalità, però perché ci sia questa normalità c'è bisogno che anche le istituzioni facciano quello che si deve fare, svolgono quel ruolo importante che è quello di prevedere anche delle strutture con personale adeguatamente formato. C'è tanto da fare, credo che anche in questa nostra provincia ci sia veramente ancora un percorso lungo. Siamo orgogliosi di aver organizzato questo evento e di aver coinvolto altre associazioni in questa iniziativa che promuove questa giornata mondiale sull'autismo, sulla consapevolezza. Siamo pronti a dare una mano d'aiuto a queste persone che hanno bisogno sicuramente di sostegno e di ricerca, per cui noi Lions saremo sempre presenti dove vi è la solidarietà, dove si può realizzare un gesto di amore verso chi ha bisogno. Abbiamo accolto quanto ci ha proposto il Lions Club Host di Agrigento nella giornata della consapevolezza per l'autismo. È un momento molto importante al quale non abbiamo voluto fare mancare il nostro appoggio come club, considerato che la salute è uno dei temi a noi molto, molto cari e in particolare quando si parla di autismo investe una tematica che è veramente complessa e per la quale è necessaria proprio una consapevolezza mirata. Che i bambini autistici non sono stupidi come spesso si suppone. Ho dei sentimenti come tutti gli esseri umani, solo che non riesco a mostrarli. Sono rinchiusi in me e non possono uscire. Provo gioia, dolore e anche tristezza. Provo tutto come le persone normali e condivido i sentimenti degli altri. Ora potete riaprire gli occhi, ma apriteli veramente. È l'amore che crea una famiglia. Messina in piazza per i diritti delle famiglie. Arcobaleno, c'è il servizio. La nostra battaglia in questo momento in tutte le piazze d'Italia è per gridare forte, dateci i nostri diritti, date i diritti ai nostri bambini prima di tutto. Siamo cittadini e cittadine italiane come tutti gli altri, siamo famiglie come tutte le altre, quindi l'unica cosa che manca ai nostri bambini non è l'amore, non è l'accudimento, ma è una firma sui loro atti di nascita e con questo noi chiediamo a sindaci e sindache attraverso anche la campagna Disobbediamo, noi chiediamo di continuare ad annotare i nomi del secondo genitore, quindi la doppia genitorialità sui figli e le figlie delle coppie omogenitoriali. È ancora un problema culturale, come passa il messaggio in mezzo alla gente, nell'opinione pubblica? Talvolta non c'è anche la giusta informazione e c'è chi non comprende di cosa stiamo parlando. Infatti devo dire che tutto quello che sta succedendo ci sta aiutando a fare capire anche a tutti e a tutte che esistiamo. Molti pensavano, vedendoci, perché la società civile, l'opinione pubblica è dalla nostra parte, noi siamo considerati famiglie come tutte le altre dalla gente che ci frequenta, dai bambini, dai compagnetti di scuola, dalle maestre, dalle scuole, da tutti i luoghi che i nostri figli frequentano, perché i nostri figli fanno vite come tutti gli altri bambini. Però la gente pensava che fosse tutto tranquillo, che noi fossimo sereni e tranquilli all'interno delle nostre case. In realtà noi abbiamo questo grossissimo problema di non poter tutelare, di non poter esercitare il nostro dovere genitoriale e quindi nel momento in cui uno dei genitori, per esempio, dovesse venire a mancare per qualche ragione, anche quella più estrema ovviamente, i nostri figli si ritroverebbero senza genitori ed è assurdo e la gente finalmente lo sta capendo, la gente è dalla nostra parte, è il governo che esercita un attacco, proprio un diretto attacco che è purtroppo un attacco omofobo, celato attraverso tante altre argomentazioni, però il vero motivo è che per il governo la famiglia è una sola, quella tradizionale, quella fatta da mamma e papà, cioè da maschio e femmina. Non è così. Non è così.
Un'amministrazione comunale può innanzitutto essere presente, come sta avvenendo oggi, per supportare e sostenere il riconoscimento di un diritto che è stato attualmente negato e segnalare quindi queste situazioni di discriminazione e ingiustizia, soprattutto perché fanno dei bambini di serie A e dei bambini di serie B. Quindi noi oggi ci abbiamo messo la faccia, siamo qua per sostenere e combattere questa ingiustizia. Nel 2023 non riusciamo a pensare che i diritti non debbano avere un colore politico, ma debbano essere semplicemente garantiti. Lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, poco dopo lo svincolo per l'agglomerato industriale Termini Imerese nella carreggiata in direzione Palermo, per causa in corso di accertamento si sono scontrate una moto ed un'automobile. Morta la passeggera della moto Federica Albanese, 27 anni, di Palermo, in sella, con il suo fidanzato di 28 anni ferito gravemente. Ferita anche la donna al volante dell'automobile di 32 anni. Sul posto è atterrato un elisoccorso del 118 che ha trasportato i due feriti all'ospedale di Termini Imerese. In serata l'uomo è stato trasferito al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo. I rilievi di rito sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Buonfornello. Altro incidente mortale poco prima dell'alba sulla strada statale 113 a Partinico, all'altezza della sala ricevimenti Baglio Luna, subito dopo lo svincolo per Balestrate. Lo scontro violento tra una Golf e una Ford Fiesta è avvenuto attorno alle 4 del mattino. Entrambe le vetture sono andate distrutte, sono rimaste letteralmente accartocciate. A perdere la vita sul colpo è stato il conducente della Fiesta, Lorenzo Domenico Asta di Alcamo, 34 anni. Sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere il corpo dell'uomo e le persone rimaste coinvolte nell'incidente. 3 feriti sono stati portati in ospedale. Ieri domenica delle Palme, tradizione rispettata a Raffadali. Vediamo. Possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione. Donaldo, domenica delle Palme iniziano i riti della Settimana Santa, un messaggio oggi di pace e di serenità tra le famiglie. Sì, oggi proprio lo dicevo nell'introduzione prima di iniziare il rito, che come 2000 anni fa la folla ha acclamato con festa e gioia il Signore, anche noi abbiamo fatto la stessa cosa e stiamo facendo la stessa cosa con gli stessi ramoscelli d'olivo, che è segno di pace, quella pace che abbiamo tanto bisogno, la pace che abbiamo bisogno noi personalmente, quindi nei nostri cuori, e quella pace che abbiamo bisogno attorno a noi, quindi nel mondo intero, per le nostre famiglie. Penso a tutte quelle famiglie anche della nostra comunità che vivono disordini da questo punto di vista, litigi, richiami, rancori, e purtroppo ce n'è tanti. Penso anche ai tanti giovani, ai tanti ragazzi che non vivono nella pace, non sono nella pace e cercano soddisfazione e felicità in altro, e ahimè nella nostra comunità ci sono tanti ragazzi giovani che vivono da questo punto di vista, quindi questa pace oggi arrivi... Cosa si può fare per questi giovani, Donaldo? Ecco, lei appunto è in mezzo ai giovani, lei. Sono in mezzo ai giovani e cerco continuamente di trovare una risposta, una soluzione, di trovare un'azione pastorale concreta per andare incontro a loro e cercare di dargli quella soddisfazione vera, quella felicità vera, quella pace vera, non solo predicandola, ma anche facendo delle azioni pastorali concrete. Purtroppo poi la società e il mondo circostante dà quell'apparenza che lì per lì può essere migliore, ma poi ci si accorge che non lo è, e noi come Chiesa cerchiamo invece di dare la sostanza, l'essenza, e ci proviamo e non mi voglio scoraggiare, disperare nonostante quello anche che si sente, non mi voglio tirare indietro, continuerò, anche se i frutti forse si vedranno più in là, non lo so, però intanto si semina. Il sindaco uscente di Grotte, Alfonso Provvidenza, si ricandida alla guida del comune. Il primo cittadino ha commentato la sua scelta di partecipare all'imminente competizione elettorale al microfono del nostro direttore Arturo Cantella.
Il Comune di Grotte si appresta al prossimo appuntamento elettorale, lei si ricandida. Sì, abbiamo deciso questa ricandidatura per proseguire il lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni, un gruppo politico, ma non solo politico, con degli obiettivi importanti sotto diversi aspetti, quindi proseguire la politica ambientale, la politica di sviluppo che abbiamo avviato e quindi proseguire nel programma elettorale che ha consentito in questi 5 anni di avere tantissime risorse, tantissimi finanziamenti, ma non solo, anche quella vicinanza alla gente che è assolutamente necessaria per poter governare bene un paese. Tra l'altro lei è impegnato attualmente anche in un incarico istituzionale con l'AICA. Sì, sono il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci di AICA, quindi il servizio idrico integrato sappiamo le pene che ci ha fatto passare negli anni precedenti e quindi con molta fatica siamo riusciti a creare dal nulla questa nuova azienda che naturalmente ancora sconta una serie di problematiche che vengono soprattutto dal passato, però pian piano stiamo riuscendo ad essere sempre più forti anche nel territorio, a migliorare sia la parte gestionale che manageriale e adesso contiamo tantissimi in tutti i finanziamenti che siamo riusciti a reperire in questi 2 anni difficili, a partire dal finanziamento della rete idrica di Agrigento piuttosto che i 55 milioni di euro del REACT-EU, altri finanziamenti nell'ambito del PNRR che ci consentiranno il rifacimento di diverse reti idriche, ad esempio visto che sono il sindaco di Grotte, per esempio 3 milioni di euro sono previsti per la nostra rete idrica del mio comune, ma non solo, il progetto Conoscenza con i contatori nuovi, con la telelettura, insomma un bel po' di attività che pian piano avranno finalmente, daranno la possibilità alla gente di cominciare ad apprezzare il servizio idrico nella nostra provincia. Le dimissioni della Scalia? No, ma a quanto pare stamattina ho letto sul giornale di Sicilia di queste dimissioni, l'ho chiamata ma mi diceva che anche io sono rimasto molto sorpreso, non ne sapevo nulla e infatti a quanto pare non si è dimessa, quindi avrò modo stasera di chiamarla e di capire che cosa è successo. Favara Romania, incontro per l'integrazione e la valorizzazione delle diversità culturali, occasione per promuovere la collaborazione istituzionale, sociale e culturale tra la comunità romena e le istituzioni locali. Giuseppe Moscato. Il ministro per i romeni all'estero in Sicilia e a Favara. Qual è lo scopo della sua visita? Oggi ci troviamo nella città di Favara. Lo scopo della nostra visita, così come ci viene posta la domanda, consiste in una migliore collaborazione tra le 2 entità rumeno e italiana. Che cosa ha trovato qui a Favara e in Sicilia in particolare? Ho ritrovato una comunità rumena forte e le autorità locali aperte per una sana collaborazione e di buon augurio tra le 2 nazioni, quella italiana e quella rumena. De buon augur între cele 2 națiuni, italiana și română. Ci può essere quindi una base per un futuro di collaborazione tra i 2 paesi? Sicuramente siamo convinti di aver messo le basi per una futura collaborazione eccezionale, per aver trovato persone eccezionali qui in Sicilia. Una visita importante, un incontro che sappiamo proficuo per una futura collaborazione anche tra la Romania e la città di Favara. Certo, per noi intanto è un onore aver ospitato oggi la Romania nelle sue più alte rappresentative, il Ministro, il Console, il Presidente del Comites. È stata un'occasione per uno scambio culturale, per uno scambio di opinioni e per intavolare quella che può essere un proficuo futuro di collaborazione assieme. Ho tenuto a ribadire che noi che siamo un popolo che sa che cosa significa andare negli altri paesi e farsi rispettare, farsi voler bene, mi fa piacere pensare che Favara sia per la nostra comunità rumena casa propria. Quindi qua devono sentirsi a casa, devono sentirsi parte della nostra comunità. Giuseppe Arnone è sempre punto di contatto degli italiani all'estero, in questo caso punto di riferimento del popolo rumeno in Italia e degli italiani in Romania.
Grazie alla collaborazione con Gianni Calderone, presidente del Comites Romania, oggi abbiamo organizzato questo incontro a Como di Favara. Noi ci teniamo molto affinché il Ministro della Romania, insieme al Governo, il Comune di Favara, insieme a tutti noi, possano sviluppare delle buone pratiche di collaborazione affinché, come motore di rafforzamento dei rapporti, dell'identità culturale e sociale, si possono portare avanti anche dei protocolli d'intesa nel campo universitario, nel campo sociale, nel campo economico. L'agnello pasquale di oggi, dato al Ministro, è un volano che per noi domani può diventare una nuova possibilità di sviluppo della nostra città, in riferimento anche al fatto che la relazione tra i popoli è sancita per la vittoria del Comune di Agrigento come Capitale Italiana della Cultura 2025. Că noi suntem patrioți, dar nu naționaliști. Da parte del Dipartimento per i Romeni all'estero, il Ministro ha l'onore di fare un regalo che rappresenta lo scudo della Romania al Sindaco. Gli italiani all'estero sono una dominanza assoluta, non c'è paese nel mondo che non abbia un italiano. Il Comites rappresenta proprio i cittadini italiani all'estero, in questo caso questo speciale gemellaggio, questa speciale unione con la Romania. Allora io rappresento gli italiani all'estero, il Comites è un'istituzione dello Stato italiano, siamo eletti per voto universale degli italiani residenti in Romania, rappresentiamo quindi tutti gli italiani che la lavorano. Sono felice di aver portato oggi insieme a Giuseppe Arnone, che io ammiro e che è un amico da tanto tempo, il ministro Gheorghe Kerciu in Sicilia. Devo dire che uno degli obiettivi principali da quando sono stato eletto è creare una relazione speciale fra la Sicilia e la Romania, perché credo che si possono sviluppare grandi momenti culturali e economici importanti per tutti e due i paesi. La Sicilia è la mia terra, è una terra di accoglienza, è una terra che io amo e che voglio vedere primo attore di una storia che parte dall'immigrazione. Lo ricordo a tutti, la Sicilia è terra che ha dato molto all'immigrazione mondiale, con il sacrificio dei nostri nonni, dei nostri padri, e oggi dobbiamo essere accoglienti e dobbiamo creare un humus per fare un'Europa importante dove la Sicilia è primo attore. Che spirito ha colto nel ministro rumeno presente qui a Favara? Ma il ministro rumeno è una persona speciale, è una persona che, come dico sempre, è una persona al posto giusto al momento giusto. Ha creato un rapporto immediatamente allegato con noi italiani in Romania, ha cercato di creare una connessione fra i siciliani e i rumeni che sono sia in Romania sia in Italia. Quindi io lo ringrazio pubblicamente, lo invito sempre, come ho fatto oggi, a venire in Sicilia. Voglio che lui sia il nostro ambasciatore della sicilianità in Romania. Un momento di incontro, di confronto e anche di futura collaborazione con il popolo rumeno e la città di Favara. Assolutamente sì, Favara sappiamo benissimo che nell'accoglienza è veramente impeccabile, nel senso che accoglie sempre tutte le comunità a braccia aperte, l'ha sempre fatto, e quindi che si possa creare un momento di collaborazione direttamente con il Ministero, quindi della Romania, per noi è assolutamente importante. Tra l'altro sono nate già diverse proposte addirittura dall'Ufficio Europa per future collaborazioni con qualche comunità a loro scelta della Romania, per anche promuovere il nostro prodotto d'eccellenza che è l'agnello favarese, l'agnello pasquale favarese. Quindi che ben venga, c'erano diverse presenze del Consiglio Comunale qui ad accogliere, oltre all'amministrazione, ad accogliere il ministro rumeno e le diverse associazioni ed esponenti di comunità rumene a Favara e in Sicilia. Quindi siamo stati molto lieti di questa sorpresa e sicuramente il punto di inizio per future collaborazioni, così come è stato tra l'altro ribadito. Rete dei borghi sicani, workshop a Realmonte, visione condivisa per lo sviluppo turistico del territorio. Vediamo.
Finalmente partono le attività del secondo livello di intervento del GAL Sicani nel territorio del distretto rurale di Qualità di Sicani, ed è l'intervento che vede come beneficiari le reti di impresa, ovvero gruppi di imprese che confluiscono in un unico soggetto per comporre, strutturare pacchetti turistici per promuoverli e quindi poi venderli. Interessantissimo incontro, perché hanno preso parte tutti i soggetti che erogeranno le attività a questo primo cluster di impresa che il GAL ha finanziato. Sono state presentate appunto tutte le attività che prevedono appunto la strutturazione dei pacchetti, la promozione dei pacchetti, l'organizzazione di educational tour, la partecipazione a fiere, oltre che tutte le attività di promozione e comunicazione sui più disparati mezzi. È la prima rete che parte, siamo davvero orgogliosi di questo lavoro che il GAL ha messo in campo. In ogni passaggio ricordo il fatto che il GAL non ha mai intercettato in questa programmazione, attuando quindi al massimo l'approccio leader, singoli beneficiari, ma beneficiari in partenariato. Anche in questo caso, con questo secondo livello di intervento, abbiamo le imprese che finalmente si aggregano per condividere e promuovere percorsi virtuosi. È un progetto di promozione del territorio e delle aziende turistiche e non che operano sul territorio. È un progetto di cooperazione che quindi permetterà alle aziende non solo di agire singolarmente, ma di fare rete e di promuovere insieme i propri prodotti e il territorio stesso. Un territorio di cui fanno parte 29 comuni, dalla costa sicana, quindi da Realmonte, una delle eccellenze appunto la Scala dei Turchi, alla Cattolica Eraclea siculiana, fino ad arrivare ai monti, quindi il territorio palermitano, Giuliana, Prizzi, Palazzo Adriano. È il turismo delle relazioni, il turismo dei rapporti umani, che è quello che il nostro territorio effettivamente sa dare meglio. Sono importanti i borghi e sono importanti tutte le persone che dentro i borghi vivono, che fanno delle cose. Io sono sempre più convinta che questo nuovo turismo sia soprattutto un turismo di relazioni, un turismo di incontri, un turismo di persone. Noi abbiamo messo in rete con i nostri borghi dei tesori più di 55 borghi, ed è stata una straordinaria scoperta di bellezza, ma anche appunto di persone. Adesso stiamo lavorando su questo territorio sicano che già ha fatto una strada incredibile di costruzione di identità, di marketing territoriale, dando il nostro contributo. Siamo molto felici di esserci. Federagricoltura si riorganizza in Sicilia per rispondere alle nuove sfide provenienti dal mondo dell'agricoltura siciliana, partendo da Canicattì e dalla provincia di Agrigento, con in testa Giancarlo Granata. Vediamo. Nella difesa di quelle che sono le problematiche che riguardano l'agricoltura siciliana e in particolar modo i problemi che riguardano il nostro territorio. Abbiamo voluto fortemente partire da Canicattì proprio perché da canicattinese conosco, ascoltando diversi amici, i problemi che riguardano il comparto dell'uva da tavola, che rappresenta l'asse portante dell'economia del nostro comprensorio. Per questo ho inteso, assieme a diversi amici, costituire appunto il gruppo di Federagricoltura qui a Canicattì, per cercare di rappresentare una voce in più nelle problematiche che riguardano questo comparto. I problemi sono tanti, primo fra tutti il problema del riconoscimento dello stato di crisi di mercato, che aspettiamo ormai, penso che sia giunta l'ora per avere questo riconoscimento, e poi dobbiamo sicuramente dare un aiuto economico ai nostri produttori che hanno subito grosse perdite. Bisogna dare un valore allo scarto dell'uva, bisogna avviare delle campagne promozionali serie, bisogna puntare sulla qualità del prodotto IGP con la relativa certificazione, bisogna cercare di avviare interlocuzione con la grande distribuzione organizzata. Insomma, i problemi sono tanti, le questioni aperte sono tanti, e per quello che possiamo cercheremo di dare il nostro contributo propositivo affinché questi problemi vengano affrontati nei tavoli istituzionali seri, e per fare in modo che la voce dei nostri agricoltori venga ascoltata. Questi sono i nostri propositi. Sono anche contento e ringrazio per la partecipazione così interessata di diversi amici, sono veramente da qui parte un lavoro veramente importante. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto.
Siamo alla pagina sportiva, calcio, l'Acragas stende di misura Lenna nello scontro diretto tra le due capoliste e ipoteca la promozione in Serie D, 3 punti fondamentali che permettono ai biancazzurri di conquistare nuovamente la vetta in classifica in solitaria a 180 minuti dalla fine del campionato. Carmelo Lentini. Dinanzi a un pubblico da serie superiore, il Seneto oggi ha registrato oltre 4.000 spettatori, compresi quelli arrivati da Enna. L'Acragas, a 2 giornate dalla conclusione della regular season, ha vinto la sfida più importante della stagione. 3 punti che la proiettano in vetta alla classifica da sola e segnano la svolta per aggiudicarsi il salto di categoria. Una gara decisa al quinto da un contropiede perfetto di Mansour, il quale sfrutta un perfetto assist di Garufo e supera il portiere Caruso in uscita con un tiro preciso e beffardo. Un'azione molto cinica che ha mandato in aria i piani del tecnico Pipostrano, oggi in tribuna per scontare una giornata di stop, che aveva iniziato la partita con tanto possesso palla. Primo tempo molto incisivo per la compagine dei Templi, che raggiunto il vantaggio ha sfiorato il secondo gol con Pavicic, Semensin e Mansour. Di contro Nenna Manovero, che però stentava ad insidiare l'attenta retroguardia acragantina, imperniata attorno agli ottimi Cipolla, alla sua 101esima presenza in biancazzurro, Barrera e Neri, e con il portiere Lezzai quasi sempre inoperoso. Dopo la rete del vantaggio precedentemente descritta, è lo stesso Mansour, scatenato e veloce, a mettere in crisi la retroguardia gialloverde al 24esimo con un forte tiro che costringe Caruso ad una provvidenziale respinta con i piedi. Ma l'occasione più ghiotta è per Semensin, che al 37esimo cross di Mansour non riesce a deviare in rete di testa il pallone raddoppio, alzandolo sopra la traversa. Nella ripresa Lenna accelera le proprie azioni nel tentativo di raddrizzare lo svantaggio, ma lo fa con poca convinzione, andando a cozzare contro la granitica difesa biancazzurra. Ma i brividi arrivano al 65esimo, quando per un'entrata dura di Garufo su un avversario l'arbitro tira il secondo giallo ed espelle l'esperto centrocampista acragantino. In inferiorità numerica il tecnico Terranova è costretto a rivedere i piani di gioco, facendo delle sostituzioni propedeutiche per arginare i pochi tentativi d'attacco quasi mai pericolosi dell'Enna. Il portiere Lezzai non corre mai seri pericolo e al 60esimo, sempre per doppio giallo, viene espulso Zappalà. Dopo 5 minuti di recupero è l'Acragas a fare festa, ma gli applausi sono per entrambe le squadre che hanno dato vita ad una gara molto corretta. Un applauso a parte per le due tifoserie che hanno mostrato grande maturità sportiva. Ho visto una partita dove l'Acragas ha cominciato subito forte, abbiamo trovato il gol del vantaggio e poi su quello abbiamo costruito l'andamento della gara. Affrontavamo l'avversario il più difficile, il più forte fino a oggi, nel senso che era la squadra imbattuta, quindi forse in Italia poche squadre sono rimaste ancora imbattute. Siamo riusciti a incanalare la gara nel verso che volevamo noi. Tutto sommato al secondo tempo abbiamo sofferto solo un po' di palleggio dagli avversari, ma non ho visto situazioni pulite o occasioni da gol, quindi ricordando alla squadra prima della partita la gara di andata ho detto impariamo dagli avversari che l'andata hanno sofferto per 60 minuti il nostro possesso palla e poi sono stati cinici e hanno vinto pure la gara, quindi da lì abbiamo costruito la gara di oggi. Serviva determinazione soprattutto e sin dai primi secondi il pubblico, oggi numerosissimo, che ha dato grande spettacolo sia dell'Acragas che dell'Enna, ha capito subito che questa sarebbe stata una partita in cui l'Acragas non avrebbe sbagliato nulla. Abbiamo vinto tutti, in primis il pubblico. Devo fare complimenti, ma per loro è un'abitudine, perché l'Acragas è abituata a queste partite, forse perché la vede da lontano. Io immaginavo questa
atmosfera, no? E speravo in cuor mio di dare una grande gioia assieme ai ragazzi a questi splendidi tifosi. Il palleggio della squadra avversario indicava quale poteva essere la filosofia di gioco di questo Enna. Voi avete risposto con cinismo ed è stata questa l'arma vincente, l'episodio che vi ha regalato non solo la vittoria ma probabilmente al 50% oramai vi regala anche il campionato. Cinismo vuol dire mezza palla, mezza occasione e un gol. Credo che l'Agragas il primo tempo, se fosse andato nello spogliatoio sul 3-0 non c'era niente da dire, non c'era nulla da dire. Quindi credo che la partita è stata gestita bene, le emozioni sono state gestite bene, abbiamo fatto la partita che volevamo dopo chiaramente il gol acquisito. È chiaro che abbiamo concesso all'avversario forse la qualità minore che hanno, cioè dire il palleggio, perché l'Enna è una squadra che non gioca a calcio, nel senso non gioca sul corto, ma spesso gioca in maniera diretta sulle linee difensive avversarie. Quindi abbiamo concesso a loro quello che poteva fare più male a noi. Una partita che l'Agragas ha speculato sul gol che ha fatto, onore al merito, ha vinto la partita. Il campionato non è ancora finito, probabilmente noi abbiamo avuto molto possesso, abbiamo gestito la partita ma non per il pareggio, per cercare di fare la nostra partita. C'è anche un antagonista che si fa la sua partita e ha giocato di rimessa, certo, qualche pallone in tribuna in meno in una partita di calcio importante ci poteva stare, però. Bene anche la Pro Favara, vittoria casalinga contro Gela. I gialloblu vincono 3-1, la squadra di Catalano ottiene 3 punti importanti per la classifica che adesso si accorcia, sono 58 i punti attuali a -7 dall'Enna. Giuseppe Moscato. Torna alla vittoria la Pro Favara che al Giovanni Brucoleri supera per 3-1 la città di Gela e rientra in zona playoff accorciando di 3 punti il distacco dalla seconda in classifica, l'Enna, battuta all'Esseneto dall'Akragas. I ragazzi di mister Catalano sono scesi in campo motivati e intenzionati a fare bottino pieno. Dopo i primi minuti di studio, con gli ospiti ben messi in campo, arriva il gol del vantaggio per la Pro Favara. All'11° l'arbitro, il signor Milone di Barcellona Pozzo di Gotto, decreta la massima punizione per un atterramento in aria di Lupo, rigore trasformato da Graziano. Gli ospiti non demordono e si proiettano in avanti e realizzano la rete del momentaneo pareggio con Abate che segna di testa con la palla che assume una strana traiettoria e si insacca sotto l'incrocio dei pali difesi dai re. La Pro Favara potrebbe ritornare in vantaggio per ben 2 volte con Graziano, ma il bravo portiere gelese Di Martino neutralizza la minaccia. Nel secondo tempo la città di Gela scende di ritmo e non riesce ad arginare l'avanzata di Lupo e compagni che ritornano subito in vantaggio con Retucci. I padroni di casa mettono al sicuro il risultato al 68° con De Luca, appena entrato in campo, che batte Di Martino su un servizio di Fricano dalla fascia sinistra. Pro Favara, che rimane sempre terza in classifica, ma accorcia la distanza con l'Enna e rientra in sicurezza in zona playoff. Enna che incontrerà nell'ultima partita di campionato proprio tra le mura amiche del Brucoleri. Era importante vincere oggi, sapevamo le difficoltà che potevamo incontrare, anche perché, come ho detto anche sabato nel prepartita, veniamo da un periodo non tanto positivo, però devo dire che i ragazzi ce l'hanno messa tutta oggi e volevamo questa vittoria e l'abbiamo ottenuta. La prima parte della gara è stata un po' sofferta. Gela ben messa in campo, ci ha pressato alto, non ci faceva giocare, però siamo stati anche un po' ingenui perché siamo passati in vantaggio e subito dopo abbiamo subito un gol, forse anche un po' di fortuna da parte del Gela, e abbiamo avuto l'occasione, anzi forse più di una, per riportarci in vantaggio e invece non ci siamo riusciti.
Poi nello spogliatoio abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico e sono da parte della gara, devo dire che i ragazzi sono entrati in campo con una voglia e una fame di portare a casa questa vittoria. Siamo stati abbastanza determinati, abbiamo fatto subito il secondo gol, il terzo, potevamo farne secondo me anche qualche altro e da lì alla fine abbiamo gestito abbastanza bene il risultato, che poi era quello che volevamo. 3 punti che ci portano ai playoff, comunque con un finale scoppiettante. Quale sarà la gara con l'Enna? Sì, sicuramente, visto il risultato di oggi fra Akragas e Enna, arriveremo qui a giocarci i playoff con l'Enna, però è importante arrivarci, noi stiamo facendo di tutto per farlo, abbiamo avuto delle difficoltà in passato, però credo che questa vittoria sia stata importante anche a livello mentale, perché credo che durante questa stagione i ragazzi hanno fatto veramente un grandissimo campionato ed è un peccato non poter arrivare al traguardo finale, che in questo momento dice che sono i playoff. Abbiamo migliorato la classifica dell'anno scorso, che abbiamo fatto 58 punti. Avevamo detto di fare meglio quest'anno. Penso che il secondo posto ormai credo che sia legittimato, visto che ci sono 7 punti di stacco, se non mi ricordo male. Sì, quindi il terzo posto, scusate, è legittimato, quindi avevo detto dovevamo migliorare la classifica e questo è stato fatto. Poi ora ci sono 2 partite importanti, dobbiamo raccogliere più punti possibile per aggiudicarci i playoff. Oggi siamo dentro i playoff di nuovamente. È chiaro che è un campionato difficile e strano, perché la prima può vincere con l'ultima e l'ultima può vincere con la prima. È una cosa incredibile quello che è successo quest'anno. Fino a 5 domeniche fa sfioravamo l'idea di poterci giocare il campionato pure noi, che non ci nascondiamo, però poi magari i valori, diciamo, delle 2 squadre che si sono giocati il campionato e stanno giocando fino alla fine si sono venuti fuori. E quindi per me quello che è stato fatto, visto i risultati, io sono contento di quello che è stato fatto. Mister, era difficile fare punti qui a Favara con questa situazione di classifica, voi ci avete tentato, avete anche giocato bene e in un primo momento insomma il risultato era anche a vostro favore. Ma sapevamo che incontravamo una squadra che ha obiettivi diversi dalla nostra, una buona squadra, una squadra attrezzata per gli obiettivi che si è prefissata. Noi abbiamo fatto una grande rincorsa, considerate, abbiamo fatto una buona prima parte della partita, l'abbiamo recuperata, nel secondo tempo purtroppo noi abbiamo solo un problema, siamo 11 contati, ma non per fare una critica, abbiamo un po' di ricambi lì molto limitati per poter dare testa a un Favara. Abbiamo il dovere di provarci ancora, abbiamo le ultime 2 partite, abbiamo fatto una grande rincorsa, almeno nella mia gestione, perché una squadra a 2 punti non era semplice e facile, però devo fare solo un plauso ai ragazzi, hanno un po' mollato nella seconda parte e quindi abbiamo il dovere di domenica di riprendere di nuovo quello che possiamo fare. Serie D, Licata supera 2-0 la San Cataldese, una vittoria che mancava da 5 giornate, 3 punti fondamentali che permettono agli uomini di mister Romano di entrare tra le prime 4 posizioni in classifica a 5 giornate dalla fine. Obiettivo i playoff. Vediamo. Gol con dedica oggi. Sì, volevo questo gol, volevo dedicarlo a mio papà che comunque insieme alla mia famiglia è sempre vicino e niente, sono felicissimo. C'è stato un compleanno, una dedica proprio... Sì, ieri ha fatto gli anni e ho colto l'occasione alla grande. Senti, una vittoria che avete voluto, una vittoria importante che vi dà tanto dal punto di vista anche del morale. Sì, diciamo che come ben sai abbiamo passato un mesetto un po' particolare, questa settimana altrettanto particolare, e infatti volevamo smentire molte voci, perché noi ci crediamo veramente a quello che diciamo, quindi abbiamo adesso in poi 5 partite, per noi sono 5 finali. Gol, ancora mai gol banali per te, anche nel primo gol hai fatto una giocata importante, una linea di rigore, l'appoggio dietro in semirovesciata, poi il gol non è stato un gol qualsiasi, un bel tiro a giro. Come l'hai pensato? No, sono felice perché insieme agli altri ragazzi ci alleniamo sempre su queste soluzioni e oggi è andata bene. È stabilito un nuovo record, 4 gol in stagione, 4 gol pesanti, anche oggi una bella prestazione, sei contento? Sono molto contento.
com'è stato ritornare, segnare? Sì, vale tantissimo, perché è un derby e tutti vogliamo vincere, abbiamo dato tutto e così. Basket a 2 la Fortitudo Moncada Agrigento batte 79-84, torna a vincere in trasferta dopo 5 mesi e porta a casa 2 punti importanti per il girone bianco. I biancazzurri sognano i playoff da neopromossi. Vediamo. Coach, un commento sulla partita. Ma innanzitutto faccio i complimenti a Chiusi perché è stata una partita che ha saputo riaprire con piglio nel terzo quarto. Ovviamente sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto i miei ragazzi. Siamo partiti un po' contratti come gli avversari del resto, siamo riusciti a distenderci con qualche palla recuperata, i contropiedi giocati ci hanno dato fiducia, abbiamo stretto le maglie difensive, abbiamo usato i cambi per riuscire a togliere il ritmo alla squadra avversaria, abbiamo provato a collassare in area come avevamo preparato durante la settimana questa partita e sono tutti fattori che sono stati importanti per un approccio che chiaramente ci ha dato fiducia fuori casa dove era tempo che non riuscivamo a vincere. Non è mia abitudine parlare dei singoli, quindi rimango sul discorso squadra. Il terzo quarto ci siamo ripresentati in campo con buoni propositi, però devo dire che Chiusi ha alzato moltissimo l'intensità difensiva, ha usato il corpo molto bene all'interno del regolamento. Noi non è che non ci siamo fatti trovare pronti, ma è un dato che ci mette obiettivamente in difficoltà. Abbiamo avuto problemi di falli, abbiamo avuto 3-4 palle perse di fila che ci hanno tolto un po' di fiducia, hanno fatto riavvicinare Chiusi, siamo sempre comunque riusciti a tenerli dietro. A un certo punto siamo stati obbligati anche a giocare con un quintetto piccolo, anomalo per noi, ma i ragazzi sono stati veramente bravi a giocare in una modalità che non è solita neanche durante la settimana per noi, quindi sono davvero contento di questo perché significa che il loro lavoro ha dato i suoi frutti. E poi alla fine l'abbiamo vinta 2 volte perché fuori casa Chiusi rimette la testa avanti, lì onestamente una squadra meno coesa della nostra, una squadra che è meno gruppo di quello che siamo noi, probabilmente avrebbe lasciato la partita. Noi siamo riusciti a rimanere più come gruppo che non dal punto di vista tecnico uniti e abbiamo strappato un'ottima vittoria nonostante le tante difficoltà nell'ultimo quarto. Devo dire, e lo dico da allenatore che ha vinto una partita e quindi super contento e per niente frustrato. Gli arbitri non mi sono piaciuti, da entrambe le parti non c'entra niente gli avversari in questo caso, non voglio assolutamente andare a minare la prestazione dei miei avversari, dei nostri avversari che è stata ottima e neanche andare a ledere in nessun modo il mio collega che stimo molto, però penso che noi ci meritiamo qualcosa in più rispetto a questo livello arbitrale. Troppe volte durante questa stagione abbiamo avuto comportamenti da parte degli arbitri non consoni ai ruoli e anche difficoltà tecniche nella gestione. Lo voglio dire e posso permettermi di dirlo proprio perché ho vinto, avessi perso non mi sarei mai permesso di dire una roba del genere, però è anche giusto che ogni tanto si parli di questo aspetto. Detto questo voglio chiudere facendo ancora una volta i complimenti alla mia squadra, sono veramente tanto felice individualmente e orgoglioso di loro. Coach, posso farti una domanda? Hai detto certo. Tutto, mi hai lasciato poco spazio, però un equilibrio di gioco, un'intensità altissima, un tema di falli che hai saputo gestire. La metrica di Agrigento è questa e sei consapevole di questa intensità che può portarti anche a diversi falli, anche con una situazione arbitrale che può anche non esserti favorevole, quindi pagare un costo superiore rispetto ai canestri e alle palle recuperate che Agrigento può avere nel corso della partita. È una domanda super pertinente perché è una scelta. Penso che la mia squadra non possa a questo livello essere in grado di competere che sia con la prima o l'ultima in classifica giocando in maniera diversa. Noi dobbiamo andare sull'intensità, sul numero di possessi, sui raddoppi sistematici, sul creare problemi nella gestione della palla agli avversari. È chiaro che è sia un gioco dispendioso e tanto di cappello ai miei ragazzi, sia un gioco che ti può portare fuori equilibrio e quindi anche a sovraccaricarti di falli. Devo dire che oggi, come altre volte, i miei giocatori sono stati molto bravi nel gestire la cosa. Solitamente fuori casa ci viene un po' più difficile perché il metodo arbitrale è chiaramente diverso. Oggi siamo riusciti a tenerlo fino in fondo ed è una cosa che proveremo a portarci dietro fino alla fine della stagione. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.